tempo dedicato, che apparentemente potrebbe sembrare tempo perso, ma è un tempo ritrovato, quello in cui stiamo insieme e proviamo a comprendere le mille facce della realtà. E dall'altra parte abbiamo bisogno incredibilmente di luoghi collettivi, di luoghi che hanno la voglia di provare anche a costruire contaminazioni, ibridazioni che molto spesso invece tendiamo a negare, tendiamo ad abbandonare e non prendere in considerazione. Il mio compito oggi è strano e molto appassionante in realtà, perché a me sta il compito di accompagnare quello che potremmo definire una sorta di intervallo all'interno di quella che è una giornata, la vostra, segnata da una serie di momenti molto densi, molto ricchi da questa mattina fino adesso. Ed è un intervallo che però non dovete aspettarvi, come dire, con la musica di sottofondo leggera che vi mette a vostro agio, nemmeno con le cartoline di paesaggi che scorrono dietro su questi due schermi, ma al contrario è il tentativo di rileggere il paesaggio che sta attorno a noi, rileggere la conflittualità, la complessità che sta attorno a noi, proprio perché il contesto che guardiamo, da ogni punto lo si guardi, non può che renderci turbati, incerti, a volte incapaci di leggere appunto le varie sfumature che lo compongono, e dall'altra parte ci potrebbe anche sentirci impotenti di fronte alla gigantesca varietà di incertezze, di incognite che lo compongono. L'idea che mi hanno sottoposto Silvia Renzi e il professor Marco Musella, che ringrazio per questo invito, quando abbiamo cominciato a parlare col professor Gianluca Giannini, è proprio quella di provare a prenderci un momento in cui, dalla particolarità di alcuni dei temi che avete affrontato anche nelle sessioni pomeridiane, si torna un po' ad aprire lo sguardo e si torna un po' alla dimensione del contesto, si torna un po' a leggere i contorni, la cornice. Questo perché l'impresa sociale, quando cerca di agire, di creare degli impatti, deve tenere necessariamente in considerazione il contesto in cui si muove, deve costantemente provare a rileggerlo per essere adeguata a quel contesto, perché altrimenti il rischio è poi che le azioni che si svolgono siano completamente disassate rispetto al contesto che è attorno a noi. Già lo anticipavo, ad accompagnarci in questa oretta di conversazione, di dialogo, è il professor Gianluca Giannini, che è professore di filosofia morale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e io lo ringrazio molto, già delle conversazioni che abbiamo avuto telefonicamente, a distanza, e poi nella mezz'oretta che abbiamo passato qua fuori, perché abbiamo condiviso moltissimi temi che oggi proveremo a restituirvi. E quel titolo lunghissimo e complesso che abbiamo dato a questa sessione ha a che fare con quella parte, l'umanesimo del futuro, che è un po' l'obiettivo finale che proveremo a tracciare, proveremo a descrivere in questa oretta, dove però la premessa è quella di provare a uscire un po' dagli schemi con cui guardiamo le cose, perché altrimenti il rischio è che la nostra lettura del futuro corrisponde invece a quella che Michael Serres in un suo bellissimo libro richiamava alla nostalgia dei bei tempi andati, dicendo perché non possiamo rifarci a quella nostalgia, a quelle abitudini buone che facevano parte del nostro muoverci all'interno della realtà. Oggi questa cosa non è più adeguata, non è più adatta al contesto che abbiamo attorno a noi, e quindi quello che proporremo in questa oretta è il tentativo di attrezzarci, di darci degli strumenti di interpretazione che permettono di far fronte all'incertezza e quindi pararla da un certo punto di vista, avere la capacità almeno di leggerne le caratteristiche, e dall'altra parte anche di saper cogliere il potere generativo che c'è nell'inquietudine rispetto a qualcosa che ancora non è avvenuto, quindi quel futuro che dobbiamo essere noi chiamati a provare a costruire. E abbiamo immaginato questa conversazione divisa in 3 momenti, un momento un po' più strutturato, il primo intervento che vorrebbe essere un tentativo di descrizione di cornice, un secondo che prova a descrivere alcune tracce di lavoro, alcune tracce di discussione e di progettazione che poi potremmo anche mettere in campo, e una terza più discorsiva, anche lasciando appunto una dimensione di dialogo con voi che siete qua, quindi non dare una totale frontalità di questo momento. La prima domanda che vorrei porre, il primo quesito, il primo dubbio che pongo al professor Giannini parte da un altro libro. Faccio il libraio, di conseguenza i libri diventano strumento di discussione e di condivisione. Matt Haig è un romanziere che ad un certo punto ha scritto un piccolo libro per me molto prezioso, pubblicato da EO, che si intitola Vita su un pianeta nervoso.
E lui prende... Com'è il nostro, appunto, com'è il nostro pianeta, il pianeta che viviamo. Lui parte da una dimensione molto personale, racconta la sua criticità rispetto al tema della tecnologia, la sua incapacità di gestire la dimensione digitale, che è diventata assolutamente pervasiva. E ad un certo punto, questo libro lo scrive nel 2019, le incognite da lì in poi aumentano, le crisi si susseguono e vanno a concatenarsi una con l'altra, quindi il pianeta diventa ulteriormente nervoso, ulteriormente più difficile da gestire. La filosofia dovrebbe avere un ruolo, per come la interpreta il professor Giannini, di provare a mettere un po' d'ordine nella stanza, provare a rimettere le parole al loro posto. I linguaggi non sono solamente le parole che uniamo all'interno di una frase, ma sono la base su cui costruiamo poi le nostre azioni, ma dall'altra parte anche aiutarci a costruire pezzi di visione per quell'inedito che ancora non abbiamo di fronte. Quindi le prime due domande sono: qual è lo stato di questo pianeta nervoso, da un certo punto di vista, e in che modo dobbiamo porci di fronte a quella che da più parti viene posta come una crisi dell'umanesimo all'interno di queste crisi concatenate che stiamo vivendo. Grazie in anticipo e da qua cominciamo. Domanda di servizio, se ci diamo dei tempi precisi sono più contento, anche perché a fine giornata, poiché la giornata è stata intensa, non vorrei non mandarli a cena, diciamo. Quindi. Ci siamo dati una ventina di minuti per questo primo intervento. E allora poi... io chiedo in anticipo 2 minuti di extra time, perché mi corre l'obbligo, che tra l'altro è anche un piacere, di ringraziare innanzitutto per l'accoglienza e l'ospitalità Silvia Renzi e quindi tutta l'organizzazione di impresa sociale, e ringraziare Marco Musella per l'invito, perché non ha ben capito. Io ho provato a dirglielo in questi mesi l'errore madornale che stava commettendo, per cui se poi alla fine ve la dovete prendere con qualcuno, con lui, io l'ho avvisato. Ora, al di là degli scherzi, poiché prima ho partecipato anche alla sessione sugli spazi condivisi, vi ho ascoltato, così come vi ho ascoltato con grande piacere anche stamattina, imparando anche molte cose, che io già a un certo punto ho maturato la convinzione di essere un po' un alieno in questo contesto. Poi dopo il riferimento a un film che ho adorato per il film e per contenuti, che era K-Pax, quando parlava Carlo, ho avuto la conferma di essere un alieno a tutto tondo, per cui mi scuso preventivamente, vi chiedo scusa per l'intrusione. Perché dico questo? Perché in convegni e incontri, workshop che si rispettino come questo, per contenuti e tematiche, come mi ha insegnato un mio vecchio maestro, esistono 3 tipi di interventi. Interventi che sono in perfetta linea con il tema del workshop, del convegno, e che addirittura aggiungono qualcosa di nuovo. Poi c'è una tipologia di intervento mediano che è in linea col convegno e tuttavia non aggiunge niente di nuovo, e poi c'è la terza tipologia in questa fenomenologia di interventi, quello che non è in linea con e dunque non aggiunge niente di nuovo. Ecco, voi siete capitati male oggi pomeriggio, perché il mio è un intervento, nonostante le domande calzanti di Federico, che rientra in questa tipologia. Per cui io sono costretto a passare la prima parte e la risposta alle tue sollecitazioni, sgombrando il campo da una serie di miscomprensioni che potrebbero portarci a un livello di incomprensione totale rispetto. Il primo di questi ha a che fare con cosa per la quale io chiedo sempre scusa, perché la vera domanda, Marco, è: ma perché un filosofo in questo contesto? Mi rendo conto che la risposta più a portata di mano probabilmente ha a che fare con la cronaca degli ultimi 2 anni e mezzo, per essere buoni, in cui i filosofi sono tornati attori protagonisti, adesso possono scattare i 20 minuti, attori protagonisti, quelli che io amo chiamare i filosofi catodici o i filosofi mediatici, per cui che si parli di pandemia, di crisi economica, di guerra, di geopolitica, di mio nonno in carriola, hanno sempre qualcosa da dire. E per cui c'è una percezione bipolare, per cui o
alcuni di questi tra l'altro sono colleghi di settore, cioè MPhil 03 Filosofia Morale, vengono ascoltati come dei vate, oppure, come giusto che sia, si ha un disprezzo, perché in fondo a un certo punto uno che se li sente parlare ogni volta su tutto dice: ma questo è un tuttologo. Cioè, la filosofia non è tuttologia, quindi sgombriamo il campo da questo primo aspetto che immagino potrebbe avere a che fare anche con le aspettative di qualcuno stasera, per cui mi scuso anche per il fatto che io tradirò una serie di aspettative, nel senso che anche nel tentativo che comincerò a delineare di risposta alle sollecitazioni di Federico non avrete delle ricette, delle formule, delle risposte confezionate, e soprattutto ci si aspetta dai filosofi morali che in qualche modo abbiano sempre la capacità di indirizzare verso la distinzione buono-cattivo. Nella migliore delle ipotesi, la filosofia e il proprio tempo ha preso col pensiero. Tuttavia questo processo di comprensione del proprio tempo avviene sempre e deve avvenire sempre al di qua del bene e del male, mai all'interno di un dispositivo che non sia al di fuori della descrizione dei fenomeni, con il tentativo di prospettare dei punti di approccio e dunque di analisi e di comprensione da altre visuali, da altri punti di vista. Fondamentalmente, come ci ha insegnato uno dei padri fondatori di questo mestiere, che era quel rompiscatole di Socrate, cioè che aggiungere problemi, non trovare delle strade di risoluzione, cioè rendere i problemi più complessi, perché forse in fondo a partire dalla complessità è possibile trovare delle strategie o delle vie di uscita. Quindi se un senso, spero che questo fosse il tuo motivo ispiratore della mia presenza oggi pomeriggio, è quello di in qualche modo essere un po' quello che la filosofia è, instillare dubbi, accentuare quel margine di parola ricorrente nella sinossi di questo workshop che è incertezza, anche per marginalizzarle e perimetrare le incertezze. Io ho ascoltato Marco che leggeva la mail di Carlo Borzaga, e in fondo nella mail di Carlo in 4 righe era condensato, se non ho capito male, il senso complessivo del workshop di quest'anno, il cui incipit è: si prospettano anni di cambiamenti epocali, dall'organizzazione dei sistemi socio-economici, ormai incapaci di gestire la complessità e di garantire la necessaria coesione sociale, della gestione dei rapporti con l'ambiente, del mutamento climatico, della diffusione pervasiva delle tecnologie digitali, del lavoro per i giovani e chi perde il lavoro perché è sostituito dalle tecnologie, aggiungo io dalle macchine, da un certo tipo nuovo di automazione, dell'allungamento della vita e della conseguenza di domanda di servizi, e non solo, no? Cioè, quindi altro che pianeta nervoso. Mi sembra che noi stiamo andando in direzione, come dire, di un nervosismo che tende ormai alla schizopatia e alla schizofrenia. Allora, il compito che mi sono autoassegnato è quello in qualche modo di, appunto, come diceva Federico, di cominciare a marginalizzare qual è la vera posta in gioco. Al netto del titolo lungo che ho dato e che in qualche modo poteva già esaurire i primi 20 minuti, diciamo, solo nel recitarlo, sostanzialmente in gioco in questi snodi epocali, e di questo ne ha a soffrire qualsiasi istanza abbia a che fare con i margini dell'agire umano, c'è l'uomo. In che termini e sotto quali coordinate. Non c'è dubbio che l'incertezza che regna in quest'epoca e che io addirittura predato rispetto alle comode dimensioni di vivere associato nelle quali abitiamo e che convenzionalmente chiamiamo Occidente, addirittura convenzionalmente all'11 settembre del 2001, o meglio al 12 settembre, quando per le nostre generazioni, e includo anche quelle un po' più grandi delle mie,
sostanzialmente è caduto il velo dell'età aurea della sicurezza. In fondo noi siamo le generazioni, tu sei ancora troppo giovane, che uscivano dallo sparacchio della guerra fredda. Sostanzialmente dopo la caduta del muro di Berlino e del blocco sovietico ci sembrava essere entrati finalmente in un'età di pacificazione globale, in cui ancor prima di diventare una parolaccia, globalizzazione sembrava tradurre in pratica, in qualche modo, un modello uniforme relativamente ai rapporti e alle relazioni nelle dimensioni di vivere associato, e comunque sembrava iniziarsi a realizzare il sogno kantiano di una forma di Stato perpetuo in cui le istanze conflittuali fossero governate e gestite nei termini del dialogo. In fondo noi, e dico noi tutti qua dentro, siamo la generazione e siamo le generazioni che sono venute dopo la Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo da europei. Io ancora prima che napoletano, campano, italiano, mi sento cittadino europeo perché appartengo a una generazione particolare di quelli addestrati a essere europei, perché il mio primo passaporto era semplicemente Repubblica Italiana e poi Unione Europea, cosa non banale di questi tempi in cui sembrano riemergere alcune forme di sovranismo che sembrano ricondurci a forme di Stato nazionale, le cui tragedie si sono consumate sul terreno di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, che ha lasciato sul campo tra i 110 milioni e i 130 milioni di morti, perché il conto nell'ex Unione Sovietica è ancora incerto, di quelli che Stalin ha mandato nei gulag. Questo è sostanzialmente dal 12 settembre del 2001 quello che a noi sembrava essere un sogno che si stava realizzando per noi europei e per in fondo cittadini del mondo, cioè entrare in una dimensione di pacificazione dove in fondo il paradigma delle relazioni interstatali e interumane non fosse determinato nei termini del conflitto. In qualche modo rispondo indirettamente a una domanda che ho sentito prima rispetto al perché vengono trattati alcuni migranti in un modo e altri in un altro, perché in fondo continua a agire e interagire anche nelle dimensioni che sembrano più avanzate come la nostra, di vivere associato a un'istanza conflittuale di fondo, in cui c'è sempre un nemico che collaziona e rende amici contro quel terzo, ma al di là di questo, sostanzialmente noi siamo entrati dal 12 settembre del 2001 in un'unità dell'incertezza, in un'epoca dell'incertezza dominante, agita dalla cosiddetta euristica della paura, dove noi, senza colpo ferire, perché poi abbiamo la memoria molto corta, siamo passati dalla paura dell'altro islamico, perché l'autore è portatore di un principio morte e disintegrazione delle nostre ricche, sovrabbondanti e pacifiche, che non lo sono mai state, democrazie occidentali. Siamo transitati, vado per macrotappe, ma veramente macrotappe, perché poi in mezzo l'euristica della paura ha lavorato molto nel fondo e molto nel profondo. Siamo passati nell'epoca della crisi economica dopo il crollo della Lehman Brothers, processo che ci ha accompagnato finché non sono tornati di attualità motivi di paura provenienti da uno Stato come quello dell'ISIS, in cui ricordo rapidamente a me stesso che le democrazie occidentali, esclusa la nostra, hanno tutte fatto ricorso ad un dispositivo che si chiama stato d'emergenza, fino all'epoca della pandemia, dove anche noi abbiamo ceduto come Stato italiano allo stato emergenziale, e in fondo sostanzialmente noi ancora oggi abbiamo a soffrire delle ricadute di un problema non risolto. Tecnicamente siamo ancora in stato d'emergenza. Ricordo a me stesso, ma anche a voi, che dal 1° aprile non siamo più in stato d'emergenza per motivi sanitari, ma siamo in stato d'emergenza per motivi di economia di guerra. Poi dal febbraio del 2022 addirittura è scoppiato una guerra all'interno dell'Europa, in qualche modo facendoci tornare indietro con i libri di storia, e al netto di quello che uno può pensare o meno, ovviamente si accresce, in ragione di questa euristica della paura, il nostro margine di incertezza. Ovviamente questa mia rapidissimo volo d'uccello
su quello che mi sembra essere una marca distintiva del XXI secolo, non esaurisce la complessità dell'epoca nella quale ci troviamo, perché altri fattori che dominano hanno a che fare con un progressivo smantellamento di quello che tu hai fatto riferimento a Hayek, io faccio riferimento a Stefan Zweig. Sembra ormai abbiamo archiviato come il mondo di ieri. Tuttavia il processo di archiviazione di mondo di ieri ormai ha subito un'accelerazione, per cui quello che a noi sembra un mondo distante anni luce, in realtà è un mondo distante 5-10 anni fa. Penso alle enormi acquisizioni che hanno a che fare con le tecnologie che fino a 20 anni fa sembravano rivoluzionarie perché legate all'ambito delle biotecnologie, quando poi abbiamo cominciato a toccare con mano quali erano i risvolti che oggi prendono il nome di epoca della transizione digitale e tutte le infiocchettature che ci volete aggiungere, sostanzialmente al di là delle nostre organizzazioni del quotidiano hanno cominciato a manomettere, e utilizzo il termine in maniera descrittiva, non è valutativa, l'ho detto in premessa, a manomettere sostanzialmente, a modificare in maniera profonda non semplicemente il nostro comune modo di relazionarci e di stare al mondo, ma sostanzialmente stanno scavando e hanno scavato a fondo rispetto a un'istanza più netta che ha a che fare con il chi siamo. C'è un filo rosso che ha accompagnato il mio ascolto stamattina e oggi pomeriggio nel pannello che ho seguito, che a me risulta del tutto evidente. Voi vi siete interrogati sul ruolo di impresa sociale, di un certo tipo di intrapresa e di capacità dell'intraprendere che sia inclusivo delle diversità. Lo accennava Federico sulla scorta della chiacchierata che abbiamo avuto prima dell'incontro di oggi pomeriggio, sostanzialmente ponendomi a mio modo di vedere, mi perdonerete, ma una delle caratteristiche, l'ho ricordato prima, della filosofia è quella di essere impertinenti, come se lo statuto e la fotografia sulla quale steste ragionando fosse quello, sostanzialmente una sorta di istantanea perenne, fondamentalmente riferibile a un'epoca nella quale avete concepito quel tipo o quella tipologia di impresa sociale, che semplicemente è un mondo archiviato. Un certo tipo di marginalizzazione che ho sentito emergere stamattina dalle parole di alcuni di voi, da chi si confronta giorno per giorno sul campo, quindi non avendo il privilegio come me di, ma questa è anche un'idea preconfezionata della filosofia, di teorizzare, no? Ma di cimentarsi col piano della prassi attimo per attimo, lamentava e denunciava una certa forma di marginalizzazione progressiva. Ora delle due l'una, o la marginalizzazione è il frutto di un'incapacità, o la marginalizzazione è il frutto di una capacità che è applicata in un contesto, in una situazione che non è più disposta ad accogliere quel tipo di operatività, quel tipo di prassi. Se io pretendo di ancora andare da qua agli Stati Uniti con il piroscafo, alla fine ci arrivo pure, continuo a metterci però un mese di navigazione. Se invece voglio arrivare negli Stati Uniti mi affido a un aereo che con un margine di errore tra le 6 e le 9 ore in qualche modo mi porta su una delle due coste, orientale e occidentale degli Stati Uniti. Ovviamente non è un rimprovero, non mi permetterei mai. Il problema è quello di cominciare a perimetrare la situazione e il contesto nel quale siamo, in cui il mio incipit, che ha a che fare con l'euristica della paura e l'epoca delle incertezze, è solo un primo tratto segnato, perché poi lo dobbiamo andare a riempire di contenuti. Altra considerazione, ma l'avevo detto che uno degli elementi sui quali avevo lavorato era anche di una presa diretta, cioè che in fondo
ci si lamentava stamattina, veniva denunciato stamattina, che in fondo le giovani generazioni sembrano non più rispondere e corrispondere a un certo tipo di modello di interrelazione segnatamente all'accoglienza. Oggi pomeriggio nel pannello che ho seguito, quasi per intero, veniva sostanzialmente denunciata una cosa del genere. In fondo siamo sempre gli stessi a operare in questi settori, abbiamo il problema di reinventarci perché le problematiche mutano, ma sostanzialmente la nostra operatività rimane secondo uno schema più o meno definito, in ragione della situazione specifica locale con la quale io mi interfaccio, e c'è sempre meno la possibilità di aggregazione e dunque di dare una mano, scusate la semplificazione. Il problema è che noi, sulla scorta delle modificazioni radicali che sono avvenute in questi 20 anni, noi abbiamo assistito a delle vere e proprie mutazioni antropologiche di quelli che dovrebbero essere anche gli attori sintagmatici che si dovrebbero occupare di una parola che io, nei termini della prassi, una parola che per me è una parola doppia, quella dell'accoglienza. È una parola doppia perché a me rimanda a un paradigma di fondo nel quale c'è sempre una simmetria dominante, per cui c'è sempre un attore sintagmatico che dall'alto accoglie e sempre dal basso, in una dinamica asimmetrica incomponibile, qualcuno che viene accolto quasi come se fosse una versione 4.0 di un dispositivo caritatevole. E mi pare di capire che non è esattamente così, o almeno per come leggo io e per come interpreto io non dovrebbe essere così, ma io amo molto di più un'altra parola che ospitalità, in cui la forma di relazione io tu, io altro avviene su un piano di simmetrie. Ovviamente questo si scontra poi con le architettoniche complesse della nostra o delle nostre dimensioni di vivere associato, dove si hanno a soffrire un'altra serie di problemi che molti di voi impattano quotidianamente e che banalmente vengono ricondotti alla incapacità del decisore politico o a un aggravio burocratico che addirittura imbriglia noi che ci occupiamo di processi formativi dal nostro versante. Lo sappiamo benissimo che cosa è confrontarsi con le istituzioni che poi dovrebbero invece agevolare una serie di operatività. Dove è iscritta questa mutazione antropologica? Non c'è dubbio, in una visione al di qua del bene e del male, di processi di tecnicizzazione e tecnologici in senso ampio, che via via, invece di spingere in direzione di società aperte, spingono sempre più in direzione di società atomizzate. Quello che da ragazzo era il mio sogno, ho detto, come ultima generazione che aveva in qualche modo ereditato una sorta di promessa messianica, ovvero che in qualche modo l'elettrificazione avrebbe dato la stura all'uomo nuovo che avrebbe avuto il proprio tempo esonerato per dedicarsi a tutte le attività possibili e immaginabili. In realtà questo processo paradossalmente, sotto altri canali e altre dimensioni che vogliamo definire post-capitalistiche, del capitalismo fordista e tutte le etichette che volete, in realtà ha avuto esattamente l'effetto uguale e contrario che ci si aspettava. Le società occidentali tendono sempre più a un'automizzazione in cui il ruolo dell'individuo continua a essere dominante, cosa che a me non piaceva da ragazzo e continua a non piacermi anche da vecchio, e tuttavia non nei termini di un'interrelazione, ma in termini sempre più limitati e ascritti di una ipertrofia dell'io. Cosa che, a mio modo di vedere, al netto della retorica che ci ha accompagnati nel primo mese di lockdown, noi abbiamo registrato con un impatto violentissimo nei 2 anni di pandemia, dove invece di il trauma, invece di aprirci a un ordine della relazione solidale e fondata su un principio solidarietà che fosse la trasfigurazione definitiva dell'io in reali noi che realizzano e si muovono
in determinate direzioni compatti, ha slatentizzato questo mostro che è cresciuto anche nel ventennio dell'eroistica della paura, dove la dimensione psicologica che ha dominato è quella riferibile al complesso della Tana, che addirittura nel marzo del 2020 si è totalmente materializzata. Ora, dov'è il primo sospetto che vi rigiro come problema? È che le transizioni che noi stiamo vivendo, per cui il titolo che voi avete dato al workshop mi piace molto, ma anche no. Perché come minimale maestro di sospetto, la mia prima domanda ha a che fare: voi che cosa intendete per futuro? Ciò che sarà, ciò che accadrà, no? Se ci riferiamo a un'ottica e a una visione lineare del tempo. In realtà quello di cui avete parlato e quello che ha costituito anche la sinossi di questo workshop è un qualcosa che è già in atto. Quindi nella migliore delle ipotesi dovremmo parlare di semi di presente che mira a delle istanze futuribili. Dall'altro la parola semi mi piace molto, ma anche no, perché se ci riferiamo a un qualcosa che non è avvenuto, dovrà avvenire, ma a un qualcosa che è già in atto, dobbiamo riferirci a dei semi che hanno già germogliato. E le piante con le quali abbiamo a che fare, alcune di queste sono meravigliose, no? Specie se pensiamo a delle forme di esonero e surrogazione che le nuove tecnologie ci hanno messo a disposizione. Dall'altro noi dobbiamo stare attenti a non cogliere dei frutti molto rigogliosi, ma che in realtà sono anche dei frutti avvelenati. Mi riferisco ad esempio, parlo dell'esempio a noi più a portata di mano, quello che ha a che fare con un elemento surrogabile che ha a che fare con un utilizzo spropositato del remoto. Ora, al di là del trasfigurare i luoghi di formazione, dalla scuola all'università, se ci riflettete, ed è il motivo per il quale ho insistito a inserire la parola umanesimo, ha totalmente trasfigurato l'ordine relazionale. Noi in fondo non abbiamo più una relazione di prima mano, non abbiamo avuto più una relazione di prima mano con l'altro, abbiamo avuto una relazione surrogata in cui siamo stati confermati, sul primo elemento critico che ho sottolineato, un'ipertrofia dell'io, dove l'altro è addirittura una forma esposta in termini di pixel. Quindi di fatto l'altro tecnicamente non c'è. Ultimo passaggio, poi per il momento mi taccio. Io non so se c'è una risposta reale alla prima tua sollecitazione. So che se noi abbiamo intenzione di immaginare del futuro per le nostre dimensioni di vivere associato, che poi potete etichettare come volete, democrazie, democrature, no? Questo rientra in tutt'altro alveo discorsivo. Io sono molto, molto preoccupato per la china dal 12 settembre in poi che le architettoniche delle forme Stato in Occidente hanno preso. E più tempo passa, più la mia preoccupazione cresce. Noi dobbiamo, a mio modo di vedere, cominciare a stabilire degli ordini minimali di problemi, ancor prima di affrontare nella prassi i macro problemi che avete posto sul piatto, sia nella sinossi sia stamattina o oggi pomeriggio. Ancor prima di pensare a delle comunità di pace, noi dovremmo rispondere in questo momento storico, a una domanda la più semplice possibile: chi siamo? Che sembra una macro domanda, ma è anche una domanda molto minimale. Se è vero che noi siamo ormai rinchiusi all'interno di un guscio in cui dominante è l'effetto ipertrofia dell'io, mi dispiace dirvelo e dirmelo. È inutile fare finta che noi, lo vedevo anche nella mia città, è dominante, anche grazie al nostro vecchio sindaco, il sindaco Demagogis, no? Latore e portatore di una demagogia che non si vedeva dai tempi dell'antica Roma.
vedere bandiere della pace esposte, cioè, chi di noi interpellato non è per la pace? Il problema è noi come la realizziamo. La verità è che a noi interessa, e non ce lo dichiariamo, i mesi di freddo in direzione nei quali andiamo, e soprattutto che questo cominci a avere, per noi occidentali, un peso sulle nostre tasche e quindi sulla nostra microorganizzazione della Tana, che abbia una ricaduta di ordine disorganizzativo e dunque la necessità di riorganizzare il nostro quotidiano, fondato su un'ipertrofia dell'io, assolutamente manchevole. Noi pensiamo, senza dichiararcelo, e forse è il caso anche di dichiararci e togliere qualche tonnellata di ipocrisia, che in fondo noi protendiamo alla conformazione, al mantenimento di uno status quo che di fatto non c'è più, ma non dal febbraio del 2022, non c'è da molto tempo, dal periodo nel quale ci è stato sbattuto in faccia che noi non eravamo in un'età aurea della sicurezza, virgola. Chiedo scusa, se ho sforato, già ho cominciato a sforare, chiedo. Grazie di questo primo quadro. Io provo a entrare ancora un po' più in profondità per poi restituire anche a voi la possibilità di discutere, perché poi il tema che volevamo portare era proprio quello di aprire una discussione su quasi costruire una sorta di piccola agenda anche di cosa servirebbe oggi per costruire quella caratteristica del chi siamo. E quel chi siamo non ha caratteristiche individuali, come veniva spiegato, ma necessariamente è necessariamente una domanda che corrisponde a una domanda collettiva, perché altrimenti il rischio è quello appunto di restringere eccessivamente quella domanda e poi finire assolutamente per non avere sufficiente spazio nell'osservazione delle conflittualità e dei contrasti, ma anche delle opportunità della situazione che ci si pone davanti. E volevo, riproponendo questa seconda domanda sulle tracce di lavoro, almeno degli spunti su cui cominciare a costruire le caratteristiche di un nuovo umanesimo, che Timothy Morton, ad esempio, allarga non più solamente la specie umana, ma allargando la specie vegetale alle altre specie presenti sul pianeta Terra. Qualche tempo fa, scrivendo in un articolo, cercando di trovare uno slogan, un termine che chiarisse anche qual era l'altezza dell'asticella dei nostri ragionamenti e delle nostre proposte, che sono sociali, culturali, politiche, ponevo questo termine che era: non dobbiamo più subire o aspettare di subire il prossimo salto di specie, ma essere noi in grado di essere quelli che lo propongono un salto di specie. Un salto di specie che prende in considerazione alcuni grandi studi. Abbiamo perso ieri un grande studioso che è Bruno Latour, che poneva dal punto di vista della filosofia delle posizioni davvero interessanti e radicali di rincrocio e di riequilibrio a livello planetario. Parlava di ritornare terrestri, quindi rimettersi al centro e rimettere i piedi sulla terra che molto spesso abbiamo, calpestato con violenza, ma poneva la questione anche del riassemblare il sociale, che forse è un bel termine anche per l'impresa sociale da questo punto di vista, non solamente magari rammendare, ma proprio riassemblarlo, prendere nuovi termini che probabilmente sono anche sfuggenti, difficili da maneggiare, ma provare a riannodarli questi fili. Ma mi viene in mente anche tutto il pensiero di Roberto Esposito sulla questione istituente. Forse oggi siamo di fronte a una questione anche di reistituire qualcosa che non c'è, provare a dare forma a qualcosa che non c'è. E le tracce che buttavo là, ma per questo secondo giro, perché a me sembra che siano le crisi che tra loro si sommano e sono quelle dentro le quali noi dobbiamo saper leggere sia le difficoltà quanto le opportunità che ci offrono, sono in sintesi e proprio per elenco. Una questione legata alla crisi di rigetto tecnologica in qualche maniera, quindi questa nuova generazione di intelligenza artificiale che rischia in qualche maniera di sostituire la dimensione dell'umano, quindi una dimensione post-umana da questo punto di vista. C'è una crisi militare e nucleare che noi vediamo in questi giorni, ma che non ha caratteristiche puntuali nella dimensione ucraina, ma è una caratteristica di sistema del pianeta. Ci siamo abituati da questo punto di vista a una dimensione, della dimensione nucleare e militare come una delle poche soluzioni da mettere in campo. C'è poi una crisi ambientale che non ha caratteristiche, puntuali anche in questo caso, ma è una crisi di sistema
Da una parte c'è una transizione, una conversione ecologica che cambia completamente il nostro modo di stare al mondo, dall'altra parte c'è la possibile sesta estinzione, quindi un bivio piuttosto netto da questo punto di vista da affrontare. C'è una quarta che è la crisi economica, cominciata e mai più finita da un certo punto di vista simbolicamente dal 2008, ma probabilmente iniziata anche prima, quindi la crisi di un modello. Il tema dell'individualismo ha a che fare anche con l'idea di un progresso infinito a cui abbiamo affidato le nostre sorti, un progresso evidentemente non realizzabile che poi non ha redistribuito, ma dall'altra parte non è riuscito a creare modelli equilibrati, e torniamo di nuovo da questo punto di vista alla crisi ambientale. E poi ce ne sono due finali che sono quelle che ritornano alla domanda del chi siamo, che sono crisi di identità e di convivenza. Come riusciamo noi a riconoscerci all'interno di questo incredibile disastro, questo equilibrio che non riusciamo a trovare? E una crisi di senso, perché quella domanda a cui non riusciamo a dare risposta del chi siamo ha molto a che fare con verso dove ci dirigiamo assieme, non dove ci dirigiamo ognuno per conto proprio. Quindi queste mi sembravano delle tracce per un secondo intervento che poi permetteva a tutti noi di discuterne, perché mi sembra comunque un argomento che permette una buona conversazione. No, però adesso è colpa tua, nel senso che tu te la cavi in 120 secondi. Allora, vado con le più semplici. Crisi militare. È la tua generazione che non... l'ho detto prima. C'è un'autrice a me molto cara che è Hannah Arendt, che a margine di questo testo epocale che è Le origini del totalitarismo, nel 52-53, nel saggio sulla violenza, scrisse: è inutile fare finta di niente. Dopo l'invenzione della bomba atomica, noi siamo tutte le generazioni a venire, che se lo dicano meno, e questo è anche colpa nostra che non ve l'abbiamo detto, sono le generazioni del ticchettio, no? C'è questo signore, o meglio, questo individuo antropomorfo che è il presidente della Russia, ci ha semplicemente ricordato che noi siamo le generazioni del ticchettio, no? Cioè, ti ho detto, la mia è l'ultima generazione che l'ha vissuta sulla propria pelle, la generazione dei miei genitori l'ha vissuta con la crisi dei missili di Cuba e a scalare fino alle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Non c'è dubbio che la categoria utilizzata da Hannah Arendt, le generazioni del ticchettio, voleva dire una sola cosa, che da quel momento in poi l'essere umano ha introdotto un fattore inedito su questo pianeta, cioè la capacità di essere attore sintagmatico della propria estinzione. A differenza dei dinosauri, che si sono estinti con tutta probabilità, avendo dominato un po' più tempo di noi questo pianeta, per un fattore incomputabile proveniente dal mondo esterno, noi abbiamo messo su un'impresa mai vista prima su questo pianeta, cioè determinare estinzione a partire da noi stessi, con un'aggiunta anche la nostra. Chiudo, perché se chi avesse voglia di andarsi a leggere i testi anche un po' inquietanti dei neo-evoluzionisti post-darwiniani, saprebbe che in qualche modo presto o tardi anche la nostra specie è destinata, tant'è che cifrano, chi in particolar modo, cioè, prefigurano questa sesta estinzione, cioè la nostra. Fa parte, dicono loro, tra virgolette, perché hanno un dispositivo epistemologicamente totalmente altro da quello che si aveva un tempo col naturalismo, sono processi naturali. Per quanto noi abbiamo la superbia di essere specie dominanti su questo pianeta, cioè andatelo a chiedere al Velociraptor. Detto questo, perché ovviamente la nostra pretesa di manipolazione e dominio su questo pianeta non ci consente una forma di dominio, tant'è che siamo costretti a computare l'universo fuori dalla nostra atmosfera nei termini di circa il 92% di materia oscura, cioè non sappiamo un tubo di quello che fondamentalmente c'è al di fuori e che conforma il mondo esterno. Quindi sotto questo profilo la crisi militare si è slatentizzata, questa crisi ambientale. Crisi ambientale, come dire, forse noi, che io sono anche un po' stanco, immagino voi di ascoltarmi, ma io da filosofo morale in qualche modo addetto ai lavori dell'utilizzo improprio di determinati termini, no? Resistenza e resilienza, no? O tutte queste formulazioni di etica da etichetta,
no? Che mi perdonerete, a me viene l'orticaria, perché alla fine c'è un non dichiarato che è anche il risvolto positivo o negativo dei processi tecnologici. In fondo, se noi non vivessimo un'epoca estremamente avanzata di acquisizione tecniche e tecnologiche, non avremmo gli strumenti per renderci conto di come stiamo disfacendo, attraverso anche questi strumenti tecnologici, questo pianeta. Però stando attenti a non reintrodurre dalla finestra dei dispositivi che non ci sorreggono più. Primo tra tutti quello di tutela e conservazione della biosfera nei termini di un ritorno a una sorta di età mitocratica nella quale il nostro pianeta, noi esseri umani, lo trattavamo. Se andate a sfogliare la prima parte di un testo divulgativo secondo me eccezionale, che è quello di Harari, Homo Deus, che è uno storico ma che è anche studioso, vi accorgereste che tra i 28.000 e i 36.000 anni fa la nostra specie, dove è arrivata, ha creato una forma di desertificazione, cioè quando ci siamo trovati nella fase di transizione tra il tipo sapiens cacciatore al tipo sapiens agricoltore, sostanzialmente noi siamo stati i più grandi killer di viventi su questo pianeta. Quando siamo riusciti a sbarcare sulle coste dell'Australia, nel giro di circa 2-3 mila anni abbiamo sterminato circa il 92-93%, cosa che adesso gli archeogenetisti sono in grado di ricostruire alla perfezione, circa il 92-93% di specie vegetali viventi che costituivano la biosfera. Quindi non veniamo da nessun passato immacolato e quindi attenzione a riferirsi a tipologie dell'umano che in qualche modo siano l'artoconfezione o l'artofantasma di appunto mitologie che non hanno mai avuto alcun collegamento al dato empirico della nostra specie. Quindi attenzione anche a come poi noi leggiamo l'elemento doppio e bipolare delle nuove tecnologie. Noi ad esempio determinate cose, lo dicevo prima, lo sappiamo e possiamo cominciare a prefigurare degli scenari di contenimento proprio grazie alle tecnologie. Quindi attenzione, la tecnica e le tecnologie non sono buone o cattive in sé, come al solito è l'utilizzo che ne viene fatto. Io tengo un corso in una delle accademie della Federico II che è Etica e Intelligenza Artificiale, dove agli ingegneri che sono un po' duri di cervice, la prima cosa che devi dire è, guardate, c'è l'etica dell'ingegneria, l'etica ingegneristica, gli artefatti, persino gli artefatti, gli artifici prodotti dalle tecnologie avanzate, gli algoritmi sui quali voi lavorate, non sono buoni in sé o cattivi in sé. Il problema è l'utilizzo che ne fai. Nel caso di specie della tecnologia che evocavo, ovviamente ci sono poi dei processi che non sono più, l'essere umano non è più in grado di controllare e su quelli bisogna avere il massimo di vigilanza possibile, predittiva, non ex post. Tuttavia, su tutta una serie di prodotti, diciamo così, di artifici tecnologici, in cui l'essere umano è ancora attore sintagmatico all'inizio del processo, nei termini della gestione dell'artificio e nei termini del risultato, il nostro ruolo è fondamentale. Ora però, se io il coltello lo utilizzo per tagliare una fetta di carne o il pane, sto facendo un uso improprio di quell'artificium, no? Se lo utilizzo per colpire un altro essere umano, ne sto facendo apparentemente, e utilizzo scientemente l'avverbio apparentemente, un uso improprio. Perché noi, figli del nostro tempo, abbiamo stabilito che l'intangibilità dell'essere umano è un valore. Ora attenzione, e qua una volta tanto mi seggo nelle prerogative del mio mestiere, che è quello di filosofo morale, attenzione a pensare che i valori siano delle realtà fuori dallo spazio e dal tempo. Io conosco una sola tipologia di valori, che sono i valori storici, e che ogni volta sono il frutto di un lavoro di valorizzazione, cioè di conio
e strutturazione di un valore. Noi occidentali abbiamo, con tutte le eccezioni del caso, e come sappiamo in Occidente ce ne sono, cominciato a considerare che fosse diritto innato e inalienabile dell'uomo, non a caso siamo stati costretti ad aggiungere 2 aggettivi pesanti, innato e inalienabile dell'essere umano, la sua intangibilità, solo da un certo momento storico in poi. Ed è un valore, che mi costa dirlo, all'interno del perimetro occidente non siamo in grado di realizzare. Lo avete ricordato oggi pomeriggio attraverso la impossibilità di gestione di quello che è un problema che non è che abbiamo scoperto con la guerra in Ucraina o che abbiamo scoperto con le migrazioni che provenivano dal Nord Africa o dalla Siria. È un problema che incombe sulla prima Comunità Europea e poi Unione Europea quantomeno da un quarantennio. Il controllo dei flussi, tant'è che Bauman alla fine degli anni 90 ci ha scritto uno strepitoso saggio, nonostante io non ami il genere, no? Cioè quella della sociologia che vuole fare la filosofia morale, cioè o fai il sociologo o fai il filosofo morale, c'è proprio una questione di ambiti e territori. Ciò detto, tu parli di crisi di identità e di convivenza. Questo si fonda su quello che noi decidiamo storicamente di assumere come dei valori. Noi siamo ormai, sulla scorta di quello che denunciavo in precedenza, e non perché voglia confermarmi nelle mie convinzioni, ne ho molte poche, ho molti più dubbi che convinzioni, se noi siamo, e i nostri figli sono i figli di una generazione nelle generazioni dell'euristica della paura, dell'ipertrofia dell'io, del complesso della tana, a me sembra mal posta anche la domanda su un'identità collettiva. Tant'è che sono riemersi nell'ultimo decennio motivi controidentitari rispetto a un processo di unificazione che, con tutte le aporie del caso, voleva significare, l'ho ricordato prima, il superamento non solo della tipologia Stato-nazione che ci ha accompagnato per circa 3 secoli, no? Con tutte le diversificazioni tra 8, 900 e tutto quello che volete, ma che fosse il tentativo di anteporre il valore dell'intangibilità dell'essere umano come pietra angolare per la costruzione e l'edificazione di una macro unità politica, qual era l'Unione Europea, che in quanto tale era per antonomasia, per statuto identitario, per pietra angolare identitaria, il luogo dell'accoglienza. Il problema è che il luogo dell'accoglienza via via si è scontrato con gli egoismi che nell'ultimo ventennio hanno subito un'accelerazione. Detto in soldoni, noi abbiamo la fortuna di vivere nell'angolo di pianeta Terra più confortevole, in cui il reddito pro capite è il più alto sulla faccia della Terra, in cui l'aspettativa di vita è la più alta sul pianeta Terra. La generazione dei miei figli è nata, quindi anche i tuoi, con un'aspettativa di vita che oscilla tra i 110 e i 120 anni, al di là della noia mortale che si farà, una cosa che ripeto. Questo per dire anche uno dei temi che voi solleticate. E adesso ci accorgiamo che noi siamo entrati nell'alveo di generazioni che via via comporteranno delle dimensioni di vivere associato nelle quali il nostro vero problema sarà la gestione degli anziani. Tant'è che io suggerisco ai miei figli: non vi preoccupate, papà creperà sul posto di lavoro perché ama talmente tanto il suo lavoro, perché io penso di fare probabilmente il lavoro più bello sulla faccia della terra, cioè quello costantemente, non semplicemente di trasmettere sapere, ma avere costantemente a che fare con un ricambi generazionali continui, e questo vi assicuro, finché la testa mi tiene e le gambe, è un fattore stimolante, non una preoccupazione. Uno dei nostri problemi sarà, perché lo segnalate voi, quello di gestire e pensare impresa sociale, ad esempio, nei termini di mega strutture, mega padiglioni geriatrici, o di forme assistenziali. Ci sono tutta una serie di colleghi in Federico II che lavorano dall'interno del DIETI, cioè del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica, a tutta una serie di
chance che la tecnologia mette a disposizione in direzione delle smart cities, in cui il tipo di accudimento delle generazioni anziane del 2030-2040 sarà per 3/4 svolto con processi di automazione molto meno complessi di quello che a noi sembri, no? Per cui le nostre società già lavorano in questa direzione di esonero delle giovani generazioni dall'accudimento. La vera domanda continua a essere la stessa. La domanda che io pongo, no? Chi siamo? Ha a che fare esattamente con la meccanica valore, processi di valorazione. Cioè chi noi oggi in qualche modo cominciamo a configurare con il chi siamo è perché esattamente ciò che noi in qualche modo scegliamo su chi vogliamo essere e chi vorremmo continuare ad essere. Ovviamente ogni statuto identitario che in qualche modo sia una forma di soluzione, scioglimento, risposta a questo tipo di interrogativo passa per l'assunzione di valori. Ora mi rendo conto che lo scenario oscuro, preoccupante che a grandi linee ho tratteggiato nei primi 5 minuti, porta in direzione di risposte e dell'assunzione di valori che in qualche modo hanno più la configurazione, se proprio li volessimo valutare, nei termini di disvalori. Noi stiamo decidendo di voler essere società atomiche, ma non nei termini semplicemente di energia nucleare e di un uso improprio dell'energia nucleare, come quella di far esplodere ordigni nucleari che di fatto metterebbero fine alla nostra avventura su questo pianeta, ma, come dicevo prima, delle società atomizzate nei termini di un'ipertrofia esponenziale dell'io. Ne parlavamo ieri sera a cena, no? Quando noi entreremo definitivamente nel mondo del metaverso e dell'internet delle cose, o della domotica che si fa carico anche del metaverso e dell'internet delle cose in ragione dei nostri gusti, preferenze e via discorrendo, noi avremo portato alle estreme conseguenze il complesso della Tana, ovvero noi saremo preoccupati all'interno delle nostre mura domestiche solo del proprium. E quando ci saremo, e questo noi ancora prima di averlo scelto, lo abbiamo già assunto come un valore assoluto. E su questo tutti i valori che ne dipendono sono una costruzione eterodiretta da questo valore, che però, che sia il portato di una scelta consapevole o sia il portato di una scelta passivamente assunta, lo abbiamo assunto come pietra angolare e già una prima forma di risposta al chi siamo. Ora mi rendo conto che detto a pari dal punto di vista generazionale la cosa è difficile anche. Vi assicuro, ne parlavamo prima, che quando tu la cominci invece a porre alle giovani generazioni, no? Quelle dei nostri studenti universitari al primo anno, 18enni, 19enni, come questione, sono molto più ricettivi. Noi abbiamo da scontare una scorza molto dura, no? Perché in fondo è anche la nostra struttura identitaria dell'ultimo ventennio che su questo è superfetata, per cui noi siamo diventati lo specchio di noi stessi, come io, senza neanche accorgercene, o a partire da una serie di assunzioni nell'ottica dell'euristica e della paura che hanno portato a progressivi processi che a noi sembrano necessitati. Io trovo le giovani generazioni che non sono il futuro, sono già il presente, molto più ricettive. Ed è il motivo per il quale, ma lo dico innanzitutto a me stesso, noi dovremmo pensare, almeno penso, sempre più progressivamente di sfilarmi, no? E lasciare spazio non al futuro, ma al presente che è già qui ed ora. Altra virgola, nel senso che so di aver risposto in maniera rapsodica alle tue infinite. Sul senso, no, perché questa, io lo dico da filosofo non metafisico, per me la domanda sul senso è una domanda mal posta, perché esattamente nell'ottica del valore e dell'etica della valorazione, no? Del processo di valorazione. Tu il senso lo cominci a dare a partire dalla prima pietra che poni nell'ottica della valorazione.
Il senso è già là, no? Lo dicevo prima con l'esempio dell'intangibilità dell'essere umano, il problema poi è praticarlo, no? Cioè tu hai già stabilito un senso, cioè che l'umano è un fine, non è più un mezzo, per dirla con Kant, no? Ok. Grazie e davvero anche per questo rilancio, perché in questi ultimi anche minuti, no, c'è questo spazio di apertura, no, questo al farsi da parte, che non è un nascondersi o un sottrarsi, ma semplicemente liberare spazio, che è quello che a me piacerebbe poi adesso fare ancora in una decina di minuti, un quarto d'ora con voi. Restituendovi un po' appunto questo tema del chi siamo, no? Io ho un microfono, io adesso mi trasformo in portatore di microfono e chiederei proprio a voi di reagire a quello che in quest'oretta ci siamo scambiati. No, non credo, dai. Chi vuole per primo intervenire con domande o comunque anche con aggiunte e ragionamenti che possiamo condividere? Rompo il ghiaccio così. Al di là ovviamente del presente, il futuro, il futuribile, mi ha colpito molto questa parte della relazione, soprattutto in merito a quello che effettivamente sta accadendo, dove siamo dentro sino al collo. Però un po' guardando con un accenno alla parte finale, dove sono le opportunità, dove le possiamo trovare le opportunità per cercare di comprendere intanto dove siamo e comunque tracciare una linea verso una traiettoria di sviluppo, come diciamo noi nelle imprese sociali. Non so se è una domanda o una considerazione, però nell'ottica di questa società atomizzata, questo bisogno continuo invece di essere in relazione con qualcuno, seppur con un qualcuno che non è reale, è sempre, non so, legato a una volontà di affermazione di un io, cioè mi sembra un po', non riesco a trovarne il senso, questa volontà di essere sempre connessi, sempre in relazione con qualcun altro, mai soli, in qualche modo, e mi chiedevo come si inserisce questa cosa. Buonasera, non avrei mai pensato di fare un intervento in una sessione di filosofia nella mia vita, per cui sono anche un po' emozionato. Volevo fare due considerazioni. Ma io sono uno statistico, economista, di quelli che vanno a quadretti, insomma, cose basse, di bassissimo profilo, insomma. Allora, do due considerazioni. Una è che rispetto alla prospettiva un po' futura, no? Positiva di questi giovani che in qualche maniera sembra che ci permettano di intravedere un minimo di riscatto, rispetto a questo mi vengono in mente due cose. La prima è la sovracompensazione, cioè quando effettivamente l'uomo giungerà a quel punto di caduta, se Putin non si frega prima in qualche maniera, per generare in qualche maniera una reazione che sia effettivamente come se fosse un buon sistema immunitario, no? Generare qualcosa di effettivamente migliore di quello che abbiamo avuto in questi 20 anni. E la seconda osservazione è rispetto a questi giovani, no? Che possono permetterci di dare una prospettiva un po' rosea, poi automaticamente a me mi si contrappone il Draghi di turno, il Biden di turno e tutto l'establishment, che siamo abbondantemente non sopra i 50 o i 60, ma ormai siamo veramente tra i 70 e gli 80 anni, no? Per cui come si fa poi o che cosa potrà succedere o che tipo di lettura insomma si può intravedere rispetto a probabilmente una qualche conflittualità o comunque un passaggio piuttosto impegnativo, ecco. Sempre ai miei studenti, no? Hai fatto bene a rompere il ghiaccio, non esistono domande fuori contesto, l'ho dichiarato io all'inizio, forse sono io l'unico fuoriluogo. Nella peggiore delle ipotesi avrete delle risposte inadeguate, no? Ma le domande non sono mai fuori contesto. La prima domanda aveva a che fare dove sono le opportunità, cosa che io artatamente non ho detto perché sembra che uno vuole portare acqua al proprio mulino. Nei processi formativi noi dobbiamo, nelle opulente società occidentali, noi abbiamo un margine di azione potentissimo che ha a che fare sull'investimento nei processi formativi.
scuola, università, ma non nei termini del messaggio politico, nei termini di nuovi processi formativi. Lo dico a partire apparentemente da un dato biografico, però è un dato biografico all'interno dell'istituzione. Io coordino il corso di studi triennale in filosofia. Come Marco sa, appena mi sono seduto al posto di coordinatore del corso di studi, ho cominciato un processo il giorno dopo, salutato da alcuni colleghi, di riforma di ordinamento, salutato da alcuni colleghi: sei pazzo? Cioè, la cosa più carina che mi hanno detto. Cioè, alla fine portato in porto per riformare il corso di studi in filosofia, dove i nostri studenti finalmente cominceranno a studiare tutta una serie di cose che accompagnano gli studi di base tradizionali di storia, filosofia, letteratura e via discorrendo, alle nuove tecnologie. Tant'è che verranno al nostro corso di studi anche gli ingegneri informatici a fare lezione. Cioè, se tu non investi sui processi formativi e continui a pensare che i processi formativi vivano di luce propria nei termini di una replica costante di quello che erano 30 anni fa, quando io mi sono laureato in filosofia, e che erano tali e quali a quelli di 20 anni prima, 22 anni prima, in cui mia madre si era laureata in lettere moderne, tu sostanzialmente stai mettendo su delle strutture identitarie che sono letteralmente fuori spazio-tempo, proprio tecnicamente fuori spazio-tempo. Per cui le risposte che saranno in grado di elaborare hanno a che fare con la loro struttura identitaria, che è il frutto di processi formativi che andavano bene le risposte 50 anni prima e non sono all'altezza dei tempi, con in più un aggravio, che è il vero delitto che viene compiuto nella scuola, in particolar modo nell'università italiana, che è quella di non fornire adeguati strumenti critici di reinterpretazione della realtà in costante trasformazione. Processi formativi. Se tu non fai questo, è come se entrassi in campo, scusate la metafora calcistica, è come se entrassi in campo a giocare una partita di pallone con le scarpe per fare il balletto classico. Se ti va bene non ti fai male, ma gli avversari ti avranno surclassato. Processi formativi. E occhio e costante investimento e riforma dei processi formativi. L'ho accennato prima, qualcuno di voi stamattina lamentava, dice: perché non arriviamo più ai giovani? Non semplicemente che il linguaggio è inadeguato, perché voi proponete, e io propongo, metto io come primo responsabile, ai giovani delle problematiche che sono fuori portata per loro, perché i loro processi formativi procedono invece, nonostante tutto, in tutt'altre direzioni, perché la loro realtà è altra e nella quale noi ci siamo formati. E noi dobbiamo essere in grado ogni volta di essere, proprio come responsabilità generazionale, ancor prima dell'azione specifica che andiamo a compiere nei contesti di dimensioni di vivere associato, degli ottimi tramite di passaggio. Essere in grado di conservare ma anche modificare e mettere nella forma giusta il testimone che lasciamo. Tant'è che quello legato alle giovani generazioni a me è un principio speranza. È un principio speranza anche in ragione, ho detto, di quello che tocco. Però ovviamente se tu solleciti con le corde sbagliate, con gli strumenti sbagliati, le giovani generazioni, avrai delle risposte che semplicemente sono la versione 2.0 di quelle che noi siamo stati in grado di dare nell'anno domini, fino all'anno domini 2022. Non so se è chiaro. E qua le due questioni si toccano. Il bisogno di relazione. Io, così come sono coordinatore di un corso di studi che ho provato a svecchiare, diciamo così, per utilizzare un termine sobrio, ma in realtà come poi alcuni colleghi hanno, da sottoporre a una vera e propria rivoluzione culturale, cioè semplicemente per portare gli studi di filosofia nel XXI secolo.
ricordando a qualcuno che non siamo più nell'accademia platonica o nel peripateto aristotelico e non siamo neanche più nell'università humboldtiana, che era elitaria e di formazione di elite. Noi siamo all'interno di un'università di massa e dobbiamo farci carico di questa responsabilità, visto che lo spazio pubblico dell'università impone questo, non è uno spazio privato. E quindi sono anche fondatore e cofondatore di una task force di Ateneo, che, dicevo a lui scherzosamente, così come ho detto che non amo la parola futuro, si chiama proprio Human in Future, però tutto attaccato, senza staccare Human in Future, dove la E americana è giunzione ma all'interno di un'unica, dove tra i cofondatori ci sono statistici e anche psicologi e psichiatri. E uno degli item, una delle macro aree di intervento di Human and Future è quello di mettere a massa expertise. Io ho la fortuna di non solo fare il lavoro più bello del mondo dal mio punto di vista, ma di svolgerlo in un luogo privilegiato che è Federico II, che tra 2 anni compie anche un attimo 8 secoli, in cui la nostra università è strutturata su 26 dipartimenti. 26 dipartimenti che non è solo un numero, sono anche expertise che si giocano all'interno di tutti i settori dello scibile umano, attualmente nell'ambito occidentale, svolte da 2400 colleghi. E il problema all'interno di una dimensione così ampia è anche quella che semplicemente io non so il collega di statistica se lavora su determinati protocolli che possono tornare utili al mio lavoro di filosofo che invece si sforza di lavorare, per cui il senso delle task force di Ateneo è questo. Nella fattispecie Human in Future mi ha portato a contatto anche con appunto psicologi e psichiatri che lavorano da anni sui nuovi statuti relazionali in ragione delle rivoluzioni del digitale. A una domanda così come tu l'hai posta, o lei, non lo so, diamoci del tu, sono abituato a essere più informale di quello che sembra, è perché abbiamo a che fare con delle nuove forme di psicosi. È una forma di psicosi quella che ti porta a essere costantemente connessa, che è esattamente l'effetto di una ipertrofia e sclerotizzazione dell'io in assenza di reali relazioni. Per cui tu surroghi o hai dei surrogati di relazione attraverso l'instrumentum, ma che in realtà ti danno l'impressione e la percezione di una conseguenzialità relazionale, ma in realtà tu non ti stai relazionando con nessuno, ti stai continuando a relazionare con te stesso e con delle immagini di te che veicoli attraverso lo strumento, di persone che non sanno esattamente come sei fatta e realmente come pensi. E ogni volta fletti un tuo ordine del pensare o un tuo modo di essere, un tuo modo di stare, secondo quello che non a caso nel linguaggio dell'informatica attraverso delle immagini di te che sono tutti avatar e che non hanno il più delle volte nessuna aderenza con la tua struttura originaria identitaria. Ovviamente questo dal punto di vista psichiatrico ha comportato dei fenomeni a scalare inquietanti che cominciano a essere oggetto di trattamento clinico, ovvero delle destrutturazioni identitarie, per cui dalla psicosi si è passati a delle vere e proprie forme di schizopatia, ovvero degli io talmente chiusi su se stessi, che a partire da questi processi di decostruzione per superfetazioni di processi relazionali che in realtà non esistono, hanno portato a degli smantellamenti identitari, per cui tu hai dei soggetti psicotici che sostanzialmente sono nell'anticamera delle moltiplicazioni identitarie, no, quello che una volta si sarebbe detta la schizofrenia. Sono delle forme schizopatiche, cioè dei soggetti schizoidi che ormai crescono con progressione geometrica, che sono il frutto esattamente dell'assenza di relazione reale, ma surrogata. Cioè, dove si colloca il punto di caduta del riscatto? Io non so se c'è un punto di caduta. Questo è il vero problema, l'ho provato a dire prima. Il punto di caduta
o lo determiniamo, o se lo affidiamo a una forma di processualità senza soggetto, ci porta semplicemente a delle processualità, lo dicevo prima mettendolo tra tante virgolette, di naturalità che in qualche modo non prevedono un punto di caduta se non quello che porta all'estinzione di specie. Lo dico proprio in maniera tranchant, così. Cioè, i tuoi colleghi statistici in Federico II, che si occupano soprattutto di alcune campionature di statistiche sull'effetto delle nuove tecnologie, no? E supportano questi gruppi di studio di psicologi, sociologi e via discorrendo, esattamente sono entrati in task force irretiti da questo. Cioè cominciare a pensare di lavorare a forme di elaborazione in cui ci sforziamo di pensarli e di poi di realizzarle dei punti di caduta. Però le tre domande, in qualche modo, c'è un filo rosso. Noi non saremo in grado di pensare un punto di caduta e realizzarlo se non agiamo sui processi formativi. E se non agiamo sui processi formativi consapevoli del fatto che non avvengono se non a partire da relazioni reali. Penso di aver trovato un filo e di aver dato in qualche modo qualche minimale risposta alle vostre sollecitazioni. Grazie. No, oramai la mia è una provocazione, professore, ha anche risposto, ma alla fine non è che Trasimaco ha ragione. Trasimaco. E cioè negare che c'è la possibilità di ridurre queste differenze. Finisce male. Non ho capito a quali differenze si riferisce. In generale, anche questo fatto qui di destrutturare l'uomo nell'Occidente, no? Che è quello che accade col capitalismo, in effetti, e quindi rende instabile la possibilità di fermare questa instabilità, no? La risposta di Platone, ecco, cioè, sembra che alla fine sia impossibile, come lei dice, non esiste metafisica, alla fine è una cosa che doveva accadere, è una necessità. Non credo, come l'ho detto prima, non credo nei processi deterministici, non credo, non sono un metafisico, non credo nei processi senza soggetto o nella iscrizione in una destinalità, e questo è un dato, per cui qualsiasi mia ipotesi di risposta sconta rispetto al soggetto che sono questo tipo di a priori. Dobbiamo stare attenti, però mi permetto di dirlo perché io poi ho ascoltato le sue sollecitazioni oggi a partire da amico e collega che è Carlo Galli, semplicemente perché per me è stato anche un maestro, nel senso che lui si è occupato per tanti anni di un autore sul quale io ho lavorato, che è Carl Schmitt, e se devo pensare al Carlo Galli, storico delle dottrine delle idee, ho un enorme rispetto e riverenza. Filosofo della politica, idem. Quando cominci a lavorare dal punto di vista della filosofia, l'ho detto un'oretta fa, sulla pars construens, o ti dichiari o devi stare molto attento a non ingannare chi hai di fronte. Quando noi utilizziamo la categoria Occidente dobbiamo stare molto attenti, perché la categoria Occidente, no, così come la categoria ombrello di intelligenza artificiale, tiene sotto appunto questo ombrello un'eterogeneità di sensi, significati e costruzioni storiche. Io ho fatto riferimento prima scientemente, ed è il motivo per il quale insisto, io mi sento europeo, non occidentale in senso lato, mi sento europeo. E mi sento partecipe di un processo messo su dai miei nonni, così ci capiamo, di superamento, cioè di un tentativo di realizzazione nella prassi di un luogo che fosse realmente non la società aperta di Popper, ma fosse il luogo delle composizioni costanti di simmetrie. Il problema era ogni volta trovare la formula giusta e ogni volta nella realizzazione di simmetrie
noi, a partire da un valore pietra angolare, cioè la risoluzione delle conflittualità attraverso altri mezzi che non fosse la detenzione esclusiva dello ius belli, prerogativa delle sovranità nazionali dello Stato-nazione, noi ricomponiamo su basi nuovi le simmetrie. La vera domanda su questo aspetto è: noi siamo ancora disposti? Se leggo la realtà situazionale da una decina d'anni a questa parte in Europa, io ho forti dubbi, fortissimi dubbi. E questo mi preoccupa. Per questo dico, per me non è niente lasciato al destino, è una forma di una forma ipocrita di esonero dalle proprie responsabilità, di singoli che sono i veri attori sintagmatici della storia, per cui non esiste la storia, esistono le storie, che i singoli, che sono attori sintagmatici di storie di comunità. A me mi hanno insegnato a pensare e ad agire nei termini, persino nei termini dell'accademia, dell'istituzione della quale facciamo parte, cioè l'università, che non esiste la comunità a venire. La comunità a venire è già la realizzazione del qui ed ora, ed è la traccia di comunità che tu lasci, come dicevo prima, no? La metafora del testimone, non nei termini teccate la comunità, adesso so affari tuoi, ma nei termini anche dell'addestramento a un certo tipo di lavoro per realizzare in un qui ed ora domani mattina comunità a venire. Cioè, questo mi sembra l'unico trade union all'interno di uno sputo che è la nostra tradizione, quella occidentale, che se la dovessimo datare circa 2700-2800 anni, all'interno della storia della specie sapiens, all'interno della storia di questo pianeta, che è di circa 4 miliardi d'anni. No, 2700 anni sono proprio una nullità, un chicco di polvere, scusate la metafora volgare che ho utilizzato prima. Quindi non solo noi dovremmo compiere un passo di lato rispetto a un'istanza di superbia di specie, no, diciamocela tutta, no? In cui tutto sembra ruotare attorno ad Anthropos, cioè un antropocentrismo sfrenato. Ma noi dovremmo cominciare a pensare anche nei termini di una non esclusività della nostra tradizione, che tra l'altro noi per uso e consuetudine decliniamo al singolare, ma la nostra tradizione è le nostre tradizioni. La nostra tradizione è addirittura, se ha una qualità, quella di aver portato a sistema un ordine ibridativo di logoi, ovvero di tradizioni. La cosiddetta tradizione occidentale, che se dobbiamo individuare un tracciante comune in un certo specifico utilizzo del verbo essere, è il frutto dell'incontro di logoi disparati che venivano a contatto nel mar Mediterraneo e poi a un certo punto hanno individuato nel verbo essere, enai, un loro punto di primo medio di costruzione di un nuovo linguaggio. Tutto qua, che è il vocabolario della lingua greca, no? Dalla quale tanti nostalgici, tanti colleghi nostalgicamente si richiamano, no? Come se ci fosse una sorta di Eden perduto da riscoprire. Tutte fesserie. Perdonatemi la semplicità, tutte fesserie. Così come quelli che a un certo punto hanno animato le mitocrazie e le mitologie che hanno animato, voi perdonerete anche questo, cioè quei buffoni che cioè, il sacro romano impero, no? E tutte le vestigia dell'impero che poi qualcuno ha messo su, o quell'altro signore in Germania negli anni 30, no? Cioè tutte fesserie, fondate su delle favole, né più né meno che forme di mito. Cioè, per fortuna la filosofia 2600 anni fa ci ha insegnato più o meno, ed è questo uno degli elementi genetici che ci costituisce ancora oggi, che il come e il perché del mondo esterno e del mondo relazionale di cui facciamo parte è una costruzione, non si risolve in un racconto che era il mito, perché mitos in greco significa racconto, né più né meno. Scusate, ma
io sono ancora particolarmente addolorato da alcune cose, quindi faccio fatica a tenerlo nel chiuso della mia emotività. L'apprezziamo questa emotività. Io ringrazio di nuovo Iris Network e il workshop Impresa Sociale per aver offerto questa opportunità che in qualche maniera ha un filo rosso di nuovo anche in questo, ci ha restituito un po' di relazione, abbiamo passato un'oretta e mezzo qua insieme conversando e riuscendo a forse mettere un po' d'ordine nella stanza, o almeno provando a cominciare a farlo. E la cosa che secondo me è particolarmente interessante da questo punto di vista è proprio l'opportunità che ci dà la nostra dimensione di specie di provarci, di avere questa capacità di scegliere assieme. L'abbiamo ancora, in fin dei conti. E quella è la vera grande opportunità che io credo oggi possediamo. E sparse, e bisogna restringere le trame, stringere i fili di questa rete, queste opportunità già si vedono. Vi consiglio una lettura di un giurista da questo punto di vista, quindi una scienza dura, no? Che è Luigi Ferraioli, che ha scritto secondo me un libro molto interessante che si intitola Una Costituzione per la Terra. Lui ci ha provato da questo punto di vista, da giurista, quindi però cercando anche lui di lavorare su una multidisciplinarità molto forte, di dire come riusciremmo a costruire quel senso planetario, no? Quali sono le chiavi di lettura che ci permettono di forzare la dimensione del contesto degli stati nazionali e di portarla ad un livello superiore. Quello che oggi su gran parte di questi argomenti dobbiamo scegliere, no? Una dimensione sovranazionale che ci permette di ibridarci. Ve lo consiglio davvero perché è un libro molto molto interessante di un vecchio giurista novecentesco, ma che però conserva quell'emotività e quella curiosità per il futuro. Quindi grazie mille, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie.